Il sottosegretario Ostellari in città per incontrare gli ordini sul tema del Tribunale della Pedemontana. Pioggia di critiche sul progetto del Tribunale della Pedemontana dai vertici provinciali degli avvocati. Morto l'architetto Portoghesi, aveva progettato le torri di Bassano ma le vele non erano mai partite. Traffico in tilt sulle due sponde del Brenta, il caos soffoca i paesi della valle. Le telecamere di Rete Veneta nella torre di Porta Breganze, al via i lavori per il camminamento. Strade a pezzi a Cismone, il sindaco accoglie le lamentele dei cittadini e annuncia sistemiamo tutto. 9 aiuta l'Emilia alluvionata, spazio per le ceramiche di Faenza, aiuti per le scuole di Cesera. Si aggrava la posizione dell'infermiere dell'ospedale di Cittadella, accusato di aver molestato 4 pazienti. E inizia la tredicina antoniana, Rete Veneta è vicino ai fedeli con gli appuntamenti quotidiani. Benvenuti telespettatori a questa nostra nuova edizione serale di Bassano TG. Buonasera a tutti voi. Parliamo subito di momenti di grande apprensione in Val Rovina, dove è stato scoperto un ingente quantitativo di dinamite in una casa in ristrutturazione. Per sicurezza è stata evacuata anche la scuola elementare vicina. Vediamo. Si è presentato al commissariato di polizia chiedendo aiuto il figlio di un ex impresario edile morto lo scorso anno. L'uomo, che stava partendo con i lavori di ristrutturazione della casa del padre in Val Rovina, vi ha scoperto all'interno un'ingente quantità di dinamite e senza esitazione si è rivolto alle forze dell'ordine. Immediato l'intervento, prima di spostare l'esplosivo, la polizia ha fatto evacuare tutti gli 80 alunni di una scuola elementare. L'esplosivo è stato quindi spostato in sicurezza dagli artificieri che l'hanno fatto brillare nel pomeriggio nella cava di Rossano. E oggi è tornato a Bassano il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che ha incontrato gli ordini professionali per discutere del progetto del Tribunale della Pedemontana, che è sempre più vicino. Prima la politica, gli amministratori, poi le categorie economiche, ora gli ordini professionali. Si chiude con l'incontro fra il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari e avvocati, notai, geometri, agenti immobiliari e professionisti direttamente coinvolti il percorso locale del Tribunale della Pedemontana. Un incontro che conferma l'unità di intenti del territorio. Questo territorio vuole questa riapertura e l'investimento in questo Tribunale della Pedemontana. Le province, i sindaci, la Regione sono con noi, le attività economiche sono con noi. La riunione è servita anche a raccogliere le perplessità dei rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati, che sul progetto bassanese hanno espresso molte critiche dal punto di vista del personale, delle dimensioni della struttura e della mancanza di una vera specializzazione. Abbiamo ovviamente ascoltato i presidenti degli ordini degli avvocati di Padova, di Treviso e di Vicenza, che hanno giustamente fatto rilevare l'attuale problema che c'è, ma non ovviamente sulla realizzazione di questo tribunale, ma sull'attuale sistema giustizia. Ed è un sistema che abbiamo ovviamente ereditato dal passato. Scelte errate che hanno impedito assunzioni, hanno impedito quindi piante organiche adeguate e quindi anche una difficoltà nell'erogare il servizio giustizia al cittadino. Per cui è legittima la loro preoccupazione, è una preoccupazione che abbiamo anche noi, ma la dobbiamo superare attraverso la volontà politica che dobbiamo registrare, positiva, di questo nostro governo, di questa nostra maggioranza. Ora la palla passa alla politica, ecco cosa accadrà. Gli operatori tecnicamente cosiddetti hanno delle legittime perplessità e richieste che dobbiamo ovviamente valutare. Detto ciò, ora la politica deve fare i passi, il Parlamento deve iniziare l'iter. E questo iter sarà ovviamente oggetto di un disegno di legge che sarà capace ovviamente di riguardare il tema prettamente nostro locale, ma anche di riguardare gli altri tribunali eventualmente da aprire o istituire nelle altre regioni di questo nostro Paese. Secondo alcune indiscrezioni, Ostellari potrebbe tornare presto a Bassano assieme al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. E una bocciatura del progetto del Tribunale della Pedemontana arriva dai presidenti dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza e Padova. Ecco le loro motivazioni.
Che cosa accadrà se si apre il Tribunale della Pedemontana? Accadrà che le risorse verranno sottratte a quelle poche che già ci sono nei tribunali, presumibilmente i limitrofi o da altri. Ma questo aggraverà le inefficienze, non produrrà efficienza. È netta la bocciatura che i presidenti dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza e Padova rifilano al Tribunale della Pedemontana. È fuori dal tempo, dicono, e in un momento in cui manca il 30% del personale nelle cancellerie e il 15% dei magistrati, gli avvocati ritengono sia impensabile che in 4 e 48 si trovi del personale organico alla struttura bassanese. E non è tutto. Io ho sentito parlare oggi e anche negli altri incontri che ho visto di un tribunale per le imprese. Beh, non esiste il Tribunale delle Imprese, o meglio, ne esiste uno, è a Venezia e rimane lì. Il Tribunale di Bassano della Pedemontana sarà un tribunale come tutti gli altri, ma sarà un tribunale piccolo, al quale appunto saranno destinati pochi magistrati. Il territorio, la politica, le categorie chiedono compatti il Tribunale della Pedemontana. Ma cosa chiedono? Gli ordini e i cittadini e le imprese chiedono efficienza, chiedono qualità della giurisdizione, chiedono appunto tempi rapidi. Allora, la domanda a cui dobbiamo rispondere è: a queste esigenze risponde il Tribunale di Bassano? Potrebbe rispondere il Tribunale di Bassano? La risposta è no. Ecco il perché di questa risposta. Dobbiamo pensare che oggi un tribunale efficiente è un tribunale nel quale il magistrato e l'avvocato è specializzato, cioè è in grado di trattare con assoluta professionalità una certa materia. Ma quale può essere la professionalità del magistrato che in ragione dei pochi magistrati addetti tratta la mattina dello sfratto, in tarda mattinata della separazione e il pomeriggio della rapina? Perché questo accadrà, questo accade nei piccoli tribunali. Ed è morto all'età di 92 anni l'architetto Paolo Portoghesi, professionista noto a livello internazionale. Portoghesi era molto conosciuto in città per il suo progetto delle vele e torri di 60 metri che avrebbero dovuto sorgere a ridosso del centro storico. E dopo un lungo percorso fatto anche di roventi polemiche, il progetto era sfumato. Lavori in corso lungo la Valsugana stanno letteralmente soffocando la Val Brenta. Noi siamo andati anche oggi a vedere la situazione. Ponte di Campolongo, al di là la statale Valsugana, chiusa per un tratto per lavori. Come potete vedere, le difficoltà sono legate soprattutto alla numerosa presenza di mezzi pesanti che, girando a sinistra, rischiano con i rimorchi di toccare anche la recinzione dell'abitazione che vedete alle mie spalle. Qui un traffico così non lo ricordano i residenti, che sono anche molto preoccupati per l'arrivo della stagione estiva. È aumentata la confusione delle macchine? È aumentata, sì. Io vedo sempre il camion qua. Le asfaltature lungo la Valsugana e il nuovo cantiere per la sistemazione del ponte a Solagna, con chiusura all'altezza del ponte di Campolongo della Strada e deviazione verso sud lungo la Campesana, stanno mettendo letteralmente in ginocchio la Val Brenta. Numerose e continue le segnalazioni di residenti alla nostra redazione, preoccupati per i serpentoni di auto e soprattutto di mezzi pesanti che stanno soffocando la tranquillità dei borghi della valle. Ogni giorno lungo la SS 47 transitano 27.000 veicoli e l'estate è alle porte. Accanto ai cittadini, gli amministratori che attendono l'incontro con ANAS per cercare delle soluzioni e sperano nel frattempo che la data di chiusura del cantiere prevista per il 7 luglio sia rispettata. E dopo le segnalazioni sullo stato pietoso delle strade di Cismon arriva la risposta del sindaco assieme ad un annuncio tanto atteso dei cittadini. Strade ridotte a un colabrodo, rattoppi ovunque e una situazione invariata da mesi. Dopo le segnalazioni dei nostri telespettatori sullo stato pietoso in cui versano le strade di Cismon, siamo andati dal sindaco e gli abbiamo fatto vedere i video. Ecco che cosa ci ha risposto. Innanzitutto i cittadini hanno ragione a lamentarsi, ma è una situazione che va avanti da tempo, ma ha delle ragioni che ahimè sono oggettive e quindi sono da collegarsi in parte ovviamente ai lavori di esecuzione di ETA per la fognatura,
ma in parte poi a quello che è accaduto con i 2 Bombardei, in particolare con il primo. ETRA era pronta a intervenire, ma era necessario anche definire un nuovo accordo per tirare a lucido le strade. ETRA era pronta ad asfaltare, ma noi l'abbiamo fermata perché, diciamo, un'asfaltatura come da appalto sarebbe stata insufficiente per risistemare la strada nelle condizioni in cui merita di essere. Ecco quindi la natura del nuovo accordo con ETRA. Abbiamo in questi giorni definito un accordo con ETRA che comporta un aumento di costi per ETRA, che comunque ci consente di mettere un binder da 7 centimetri, quindi con metà del maggior costo a carico di ETRA e metà a carico del comune. L'intervento, che si concluderà entro poche settimane, sarà l'occasione anche per altre operazioni. In questa occasione andremo anche a sistemare delle problematiche che ci sono in via Callicello, dove si scarica troppa acqua sulla piazza di Cismon, tant'è che addirittura c'erano state delle grondaie, insomma, in cui l'acqua saliva. È un intervento ulteriore di altri 100.000 euro, questo per dire, insomma, che per sistemare tutto il comune di Valbrenta investe ulteriori 150.000 euro. E interventi di questo tipo in un accordo quadro con ETRA saranno effettuati anche su Vastagna per la sistemazione della scalinata per ulteriori circa 80.000 euro e per la sistemazione della zona di Sasso Stefani, che è un bel borgo che ha delle necessità di sistemazione. E di strade dissestate continuiamo a parlarne anche attraverso il nostro cartello del TG Linea Aperta, con marciapiedi dissestati, strade buie e buche sull'asfalto, quindi scriveteci o mandateci video via WhatsApp oppure via email. E da domani inizia la Tredicina Antoniana e Rete Veneta vi accompagnerà con gli appuntamenti quotidiani di preghiera. La festa di Antonio è già cominciata e come sempre Rete Veneta porta nelle vostre case la fede della devozione per il santo più amato al mondo. La Tredicina Antoniana, i 13 giorni che precedono il 13 giugno, sono un momento molto atteso dai fedeli. Rete Veneta, la nostra emittente del network Media Nord-Est, vi accompagnerà nella preghiera e nella riflessione direttamente dalla Basilica di Padova. Tutti i pomeriggi dal 31 maggio al 12 giugno, molteplici gli appuntamenti. Si parte alle 16:55 con le riflessioni quotidiane di Padre Mario Conte. A seguire alle 17 il Santo Rosario, alle 17:30 la preghiera della Tredicina che culminerà alle 18 con la Santa Messa. Il momento clou della Tredicina sarà alle ore 18 con una Santa Messa alla quale sono invitate varie diocesi, per esempio Venezia, Chioggia, oppure Rovigo, Adria, dopo ci sono, ricordo Treviso, insomma tantissimi, Vittorio Veneto, cioè tantissimi posti, Verona, ecco, che vengono qui con tutti i devoti di Sant'Antonio e costituiscono il gruppo maggioritario, il gruppo che anche in un certo senso animerà la messa. Però ci sono anche durante la Tredicina gruppi particolari, come può essere quello dei seminaristi e degli ordini religiosi, come ci può essere naturalmente anche il gruppo dei filippini. I temi che verranno affrontati accompagneranno i fedeli verso la festa del Santo in 13 giorni che, come spiega Padre Mario, hanno un significato importante nella storia di Antonio. Sappiamo tutti che Sant'Antonio è morto il 13 giugno del 1231, però forse molti non sanno che è stato canonizzato l'anno successivo, esattamente il 30 maggio del 1232. Quindi da quell'epoca lì, cioè dalla sua canonizzazione, dal giorno dopo, cioè dal 31 maggio fino al 12 di giugno, cioè quei 13 giorni che portavano dal ricordo della canonizzazione alla festa naturalmente di Sant'Antonio, si faceva tutto un periodo di preparazione che si continua a fare anche oggi. E a Marostica è partito il cantiere all'interno della torre di Porta Breganze. Noi siamo stati all'interno con il sindaco Matteo Mozzo. Qui noi adesso ci troviamo all'interno della falsa torre, è una piccola torre a servizi, che è all'interno dell'ex area Azzolin. Ora in questo momento stiamo restaurando la torre e la porta e da lì ci sarà l'accesso al camminamento di ronda. Allora andiamo a vedere come sono i lavori? Andiamo subito. Poche rampe di scale ed ecco il nuovo cantiere aperto all'interno della torre di Porta Breganze. A vegliare sull'opera che darà nuova vita a tutta la cinta muraria, le possenti pietre che da secoli proteggono la città. In cima il cantiere. Adesso, come potete vedere,
abbiamo di fatto questo che è un locale servizi che serve per salire e accedere alla vera torre di Porta Breganze, e qui c'è la breccia che è stata aperta in collaborazione con la sovrintendenza dopo un'attenta analisi, appunto verificando che c'era già un passaggio all'epoca dell'utilizzo per scopi difensivi della città, e quindi sulla base di quello siamo riusciti a riaprire il sito monumentale. Siamo entrati nella vera e propria torre, adesso qui che cosa sta accadendo? Qui adesso la ditta incaricata sta procedendo con di fatto le verifiche strutturali dell'edificio, sta facendo la pulizia delle pareti e ha montato i ponteggi proprio oggi, dopo la rimozione di quelle che erano le parti lignee marcescenti sui vari piani della torre, di fatto sopra il passaggio di Porta Breganze. E si procederà con l'inserimento della scala all'interno della torre della porta per dare la possibilità di accedere al camminamento di ronda. Quando sarà pronto tutto? Di fatto la previsione di consegna ai lavori da oggi sono 180 giorni, quindi un po' prima di fine anno. E da 9 parte un doppio filone di solidarietà verso l'Emilia colpita dall'alluvione. Ceramica e scuole, economia e sociale, tutto nel grande cuore di Nove, che guarda le popolazioni emiliane colpite dall'alluvione. Un filo speciale, ad esempio, lega Nove alle altre città della ceramica come Faenza e i suoi capolavori. Ho scritto innanzitutto al sindaco di Faenza dando la mia solidarietà come comune, visto che siamo legati da un aspetto economico, e dando anche disponibilità ai 2 musei che hanno avuto diversi danni, quindi al Museo Zauli e al Museo Tramonti, di poter ospitare le loro opere temporaneamente fintanto che appunto non risolveranno la questione. La disponibilità c'è, resta da capire come si muoverà la sovrintendenza. Nel frattempo Nove si è già mossa per i bambini delle scuole di Cesena, raccogliendo in poche ore una gran mole di materiale. Pannolini, materiale scolastico, carta da disegno e pure 2 lavatrici. Da Cesena ci è arrivata una richiesta di aiuto di materiale di prima necessità, quindi carta, pannolini, lavatrici, ecco tutto materiale che è stato danneggiato dall'alluvione, e il comitato della nostra scuola materna si è attivato immediatamente, il comitato dei genitori. Abbiamo raccolto diverso materiale che attraverso la protezione civile verrà spedito nei prossimi giorni. Per Rebellato questo primo contatto da sindaco con la solidarietà e con il cuore grande delle genti di Nove è stato di grande impatto emotivo. Ho trovato tanta disponibilità e voglia di fare. Sicuramente dopo 9 mesi di commissariamento vedere la popolazione riattivarsi in maniera energica a fronteggiare qualsiasi tipo di evenienza, questo è stato molto importante. E domenica esplosiva per i ragazzi dell'Under 15 dell'Hockey Roller di Bassano, che si sono laureati campioni d'Italia. Vince il campionato 2023 Roller Bassano! Una grande soddisfazione per i giovani atleti dell'Under 15 dell'Hockey Roller Bassano, campioni d'Italia in un derby tutto vicentino, che a Seregno, in provincia di Monza Brianza, li ha visti scontrarsi contro il Sandrigo, battuto 2-1. Una partita per nulla scontata per i ragazzi del capitano Antonio Biasini, allenati da mister Leonardo De Gerone, al loro ennesimo scudetto tricolore. Primo noi, secondo il Sandrigo, quarto il Valdagno. Più di così non so cosa dire. C'è 3 squadre nei primi 4 posti, vuol dire che nel Vicentino l'hockey è diffuso, ma soprattutto il Vicentino lavora bene. Sono cose splendide. Noi abbiamo vinto, credo, ieri perché abbiamo un gioco di gruppo migliore. Vediamo il capitano Biasini, pronto ad alzare la coppa da campione d'Italia, il Roller Bassano. Adesso ci sono altri obiettivi in vista importanti. L'azienda prevede che a fine settimana questa le nostre squadre, l'Under 17 è impegnata a Camaiore, Lido di Camaiore, e l'Under 13 è impegnata a Follonica. Qua ci vorrebbe tanta scaramanzia. E 180 atleti si sono sfidati domenica nelle gare ciclistiche ospitate a Tezze sul Brenta.
Domenica si è corso il 21° Gran Premio di ciclismo Autocarrozzeria Angela, contestualmente al 18° Trofeo Sergio Dalla Bona e al secondo Memoria Luciano Zacchia. Una gara di mountain bike per le categorie giovanissimi dai 5 ai 15 anni nel Parco dell'Amicizia di Tezze sul Brenta. Ai nastri di partenza 180 ragazzi provenienti da 15 squadre del Triveneto. Oltre alle premiazioni dei vincitori di ogni categoria, i premi sono andati anche alla squadra che arrivava da più lontano, ovvero il team Alto Adige Sud Tirol, e alle prime 3 squadre classificate: Malo Bike Team, Città di Marostica e Sandrigo Bike. E il giorno prima, sempre a Tezze, la terza prova del campionato provinciale su pista. 800 atleti di ogni età si sono cimentati nel fine settimana nelle gare della terza prova su pista del campionato provinciale che si è tenuto negli impianti sportivi di Tezze sul Brenta. In pista esordienti ragazzi, allievi, cadetti, junior e senior, amatori e veterani per tenere in alto i colori di una ventina di società provenienti da tutta la provincia. In ballo discipline su pista, la corsa, il lancio del vortex, il getto del peso e il salto in lungo, ma anche il lancio del disco. Un sabato dedicato allo sport e all'aria aperta per un appuntamento di grande rilievo. Ed ora vediamo altre brevi notizie dal territorio. A Tiene 200 alunni dell'Istituto Tecnico Chilesotti hanno incontrato i carabinieri della compagnia cittadina per una nuova cultura della legalità. Si è parlato di bullismo e cyberbullismo, social network e sicurezza stradale e in generale dei temi legati ai problemi dei giovani. A Bassano il Consiglio di quartiere del centro storico si riunisce in assemblea domani alle 20:30 nel Museo Civico. Sono stati invitati gli esponenti dell'amministrazione comunale. Si parlerà anche delle problematiche del quartiere. A Campo San Piero 3 giovani sono stati trovati in possesso di droga. Erano in una macchina che è stata controllata dai carabinieri. Avevano 7 grammi di cocaina e 47 grammi di hashish. Altra droga è stata trovata nelle loro abitazioni. Sono stati denunciati. E si aggrava la posizione dell'infermiere del pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella, accusato di aver molestato 4 pazienti. L'uomo è stato rinviato a giudizio. Le vittime dei suoi abusi sarebbero 4 e non 3. Carlos Alberto Birro, 39enne, originario del Guatemala, infermiere, quando era in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella, avrebbe molestato 4 donne toccandole nelle parti intime mentre erano ricoverate. L'uomo, che è stato sospeso dal servizio, è accusato di violenza sessuale aggravata e giovedì verrà giudicato con rito abbreviato. I 4 episodi risalgono al 2021. Le vittime sono pazienti di 39, 36, 26 e 20 anni ed erano tutte ricoverate in osservazione nel pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella. Nel loro sangue sono state rilevate tracce di benzodiazepine, sonniferi da loro mai assunti. Le vittime si svegliavano confuse ma con il ricordo della loro incapacità di fermare quei soprusi commessi da quell'infermiere che le aveva toccate nelle loro parti intime. Un quinto episodio invece è stato archiviato. Durante le indagini è stato sequestrato anche il cellulare del 39enne dove sono stati ritrovati numerosi messaggi inviati alle pazienti con complimenti espliciti all'indomani delle molestie. Chiusa per 15 giorni la discoteca Storia di Santa Giustina in Colle. Il provvedimento di sospensione dell'attività è stato disposto dal questore di Padova su segnalazione dei carabinieri. Lo scorso 6 e 7 maggio all'interno del locale si sarebbero verificate più risse e durante una di queste era rimasto gravemente ferito un 16enne di Selvazzano che aveva riportato un forte trauma cranico ed era stato sottoposto ad un intervento d'urgenza in ospedale a Padova. Il questore, considerato il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha emesso il decreto di sospensione. In chiusura di telegiornale vi ricordo come sempre gli ospiti di Focus: Roberto Caon, Mario Fabris, Gio Formaggio, Giuseppe Marra, Enrico Perusin e Paolo Pizzolato. Quindi appuntamento a partire dalle 21:15. Come sempre poi in chiusura diamo spazio alle previsioni del tempo di domani. Ringrazio tutti voi di essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona serata, arrivederci.